Tentata rapina aggravata, ne devono rispondere due fratelli di origine albanese, un 29enne residente a Riese Pio X e un 31enne che vive a Romano Dezzelino, finiti in manette. L'episodio risale allo scorso 13 agosto, quando i due, armati di pistola, con i volti travisati con maschere di lattice, hanno fatto irruzione nella filiale di Mussolente della Volksbank in via Vittoria. All'interno si trovavano 3 dipendenti dell'istituto di credito e una cliente. Sotto la minaccia delle pistole hanno ordinato alle 4 donne di sedersi a terra nell'atrio. Hanno quindi costretto una delle dipendenti ad aprire le casseforti, che però sono blindate e protette da un sistema di sicurezza a tempo che richiede 20 minuti per far scattare la serratura dopo l'inserimento del codice. Troppi per i due malviventi che, visibilmente inesperti, hanno perso la pazienza e fuori di sé hanno iniziato a prendere a calci tutto quello che avevano attorno. Fortunatamente nessuna persona è stata toccata dalla loro furia. Vista la malparata, hanno deciso di scappare a mani vuote in sella al motorino su cui erano arrivati, abbandonato a poca distanza e ritrovato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati. Avviate le indagini, visionando le immagini della videosorveglianza sia della banca che delle abitazioni vicine, attivati appostamenti e verifiche intrecciate delle celle telefoniche, i militari sono arrivati ai due fratelli. Dalle perquisizioni domiciliari sono stati trovati abiti simili a quelli usati quel 13 agosto nella banca, oltre ad alcuni bossoli di una pistola a salve, della quale è stata recuperata anche la scatola. Nell'abitazione del 29enne a Riese, inoltre, rinvenuti droga e materiale per il confezionamento delle dosi, tanto che per lui è scattata anche una denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Il giudice ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari.